Pace e bene, un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Eccomi al numero 81. Eccomi, eccomi, Signore, io vengo. Eccomi, eccomi, si compie in me la tua volontà. Nel mio Signore ho sperato e su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido, m'ha liberato dalla morte. Eccomi, eccomi, Signore, io vengo. Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Oggi celebriamo la memoria di un grande santo, fondatore della Compagnia di Gesù, Sant'Ignazio de Loyola, spagnolo dei Paesi Baschi. Aveva il sangue bollente, era un uomo forte, voleva conquistare il mondo e poi si è lasciato conquistare dal Signore. Grandi idee, grandi progetti, e poi ha capito che la cosa più importante era affidarsi al Signore. È diventato un grande santo e vive ancora attraverso la Compagnia di Gesù. L'ordine è uno dei più importanti nella Chiesa e anche più forti. Vogliamo celebrare questa Eucaristia chiedendo a questo santo che ci aiuti ogni giorno a dire anche noi: eccomi Signore, serviti di me come ti sei servito di questi santi grandi. Chiediamo perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Preghiamo. O Dio, che hai chiamato Sant'Ignazio di Loyola a operare nella Chiesa per la maggior gloria del tuo nome, concedi anche a noi, con il suo aiuto e il suo esempio, di combattere in terra la buona battaglia della fede, per ricevere con lui in cielo la corona dei santi.
per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè eseguì ogni cosa come il Signore gli aveva ordinato. Così fece. Nel secondo anno, nel primo giorno del primo mese, fu eretta la dimora. Mosè eresse la dimora, pose le sue basi, dispose le assi, vi fissò le traverse e rizzò le colonne. Poi stese la tenda sopra la dimora e dispose al di sopra la copertura della tenda come il Signore gli aveva ordinato. Prese la testimonianza, la pose dentro l'arca, mise le stanghe all'arca e pose il propiziatorio sull'arca. Poi introdusse l'arca nella dimora, collocò il velo che doveva far da cortina e lo tese davanti all'arca della testimonianza, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Allora la nube coprì la tenda del convegno e la gloria del Signore riempì la dimora. Mosè non poté entrare nella tenda del convegno perché la nube sostava su di essa e la gloria del Signore riempiva la dimora. Per tutto il tempo del loro viaggio, quando la nube si innalzava e lasciava la dimora, gli israeliti levavano le tende. Se la nube non si alzava, essi non partivano finché non si fosse innalzata, perché la nube del Signore durante il giorno rimaneva sulla dimora e durante la notte vi era in essa un fuoco visibile a tutta la casa di Israele per tutto il tempo del loro viaggio. Parola di Dio. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia anela e desidera gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova una casa e la rondine il nido dove porre i suoi piccoli, presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio, cresce lungo il cammino il suo vigore. Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri che 1000 nella mia casa. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende dei malvagi. Apri, Signore, il nostro cuore e comprenderemo le parole del Figlio tuo. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare,
che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Terminate queste parabole, Gesù partì di là. Parola del Signore. Allora facciamo memoria oggi di questo santo, Sant'Ignazio di Loyola, un grande santo del 1500. Ecco, lo vogliamo inserire proprio nel secolo in cui lui è nato, è vissuto, ha operato. Nel 1500 la Chiesa stava attraversando un momento difficile. C'era Lutero da una parte che voleva staccare la Chiesa, dividerla, la divisa. C'erano quindi tante situazioni di miseria, guerra, eccetera. E di fronte a questa situazione negativa, di sofferenza anche per la Chiesa, che aveva bisogno di essere purificata da tante incrostazioni di potere, di ricchezza di quel tempo, ecco che il Signore suscita uomini straordinari. Ecco, Ignazio si inserisce in questo tempo dove c'era bisogno di testimonianza, di verità. E nel 1500 siamo nati noi Cappuccini come riforma austera di voler vivere il Vangelo nel 1500 ed è nata la Compagnia di Gesù. Ed erano elementi questi che aiutavano a dare speranza, a costruire la Chiesa con un volto nuovo, con più radicalità, con più amore verso il Signore. Ecco, la storia di Ignazio è molto bella, è molto bella. Era di nobile famiglia, stava bene e lui passava il tempo a fare le guerre, si metteva a servizio di qualche signore più grande di lui e veniva pagato, si portava dietro dei soldati e lui un giorno stava proprio attaccando la città di Pamplona e l'aveva assediata. E cosa è successo in quella battaglia dove Ignazio era un po' il capitano della compagnia, era colui che urlava, che comandava, che voleva conquistare questa città, e una palla di cannone sparata dalla città di Pamplona gli è arrivata addosso e gli ha spaccato la gamba. Lui camminerà sempre zoppo. Infatti lo chiameranno lo zoppetto Ignazio. È rimasto ferito per tutta la vita. Una palla di cannone. Il Signore, per chiamarlo, guardate, è una cosa incredibile, per chiamarlo a lasciare questa vita vuota, insulsa, fatta soltanto di guerra, di ambizioni, eccetera, l'ha fermato con una palla di cannone. È stato costretto a lasciare la guerra, è stato infermo per mesi e mesi su un letto. E che cosa ha chiesto all'infermiera, alla suora che lo assisteva? Dammi qualcosa da leggere, dammi un romanzo d'amore che passi un po' il tempo. E l'infermiera o la suora che era lì gli hanno detto: noi non abbiamo di questi libri.
Abbiamo la vita di Cristo, la vita dei santi. Se vuoi leggere questi libri te li diamo volentieri. Piuttosto di niente li ha accettati e si è messo a leggere la vita di Cristo, il Vangelo. È andato in crisi. La parola del Signore gli è entrata dentro. Eccomi, voglio cambiare vita. Non è possibile sciupare la vita soltanto cercando di far crescere dentro l'ambizione, l'orgoglio, il potere. Ma a che serve tutto questo? Io voglio donarla al Signore per amore dei fratelli. E così, quando è ritornato poi un po', ha riacquistato un po' la salute, ecco, ha mollato tutto. E ha incominciato a condurre una vita di preghiera, e poi ci sono state altre persone che hanno voluto seguirlo, e lui addirittura ha chiamato questa nuova realtà che si stava formando nella Chiesa la Compagnia di Gesù, come lui era abituato da soldato a chiamare la compagnia militare, no? Con termini proprio militari. E il figlio più bello che è uscito dalla sua compagnia è Francesco Saverio, missionario delle Indie, un grande uomo. Ecco, e lui è diventato poi sacerdote, ha celebrato la messa al Santissimo Redentore nel nostro convento prima di prendere la nave e di partire Francesco Saverio per le Indie. E poi, ecco, Ignazio è morto a Roma praticamente, ecco, con questo desiderio di far conoscere Gesù Cristo attraverso l'esperienza degli esercizi spirituali. Carissimi fratelli, la vita di Sant'Ignazio ci dice che tante volte il Signore interviene in una maniera forte, incomprensibile. C'è voluto una palla di cannone per fermarlo, perché lui era pieno di attività, voglia di fare, e il Signore non aveva un altro modo per fermarlo se non con quella palla di cannone che l'ha un po' paralizzato, e da lì è iniziata una storia nuova. Tante volte possono capitare anche a noi delle cose che ci fanno soffrire, situazioni incomprensibili, però attraverso queste esperienze il Signore ci conduce e ci fa capire cosa vuole da noi. Chiediamo a Sant'Ignazio che ci illumini, ci aiuti ad avere sempre tanta fede e a fare tutto, come diceva lui, per la gloria di Dio. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ti siano gradite, Signore Dio, le offerte che ti presentiamo
nella memoria di Sant'Ignazio e fa che i divini misteri, sorgente di ogni santità nella Chiesa, santifichino anche noi nella verità, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu doni alla Tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di Sant'Ignazio. Con i Suoi esempi la rafforzi, con i Suoi insegnamenti la ammaestri, con la Sua intercessione la proteggi. Per questo dono della Tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della Tua lode. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del Tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla Tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della Tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Vandina, e nella Tua misericordia di tutti i defunti,
ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ignazio di Loyola, San Leopoldo, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E con la fiducia che anche con noi il Signore tante volte vuole parlarci e vuole fare qualcosa di bello con noi, attraverso di noi, e che c'è sempre un Dio che ci attende, ecco, che noi ci rendiamo disponibili, preghiamo perché possiamo anche noi diventare strumenti di amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compie la beata speranza. E venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono ma io soltanto. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Il Signore è la mia forza e io spero in Lui. Al numero 205. Il Signore è la mia forza
Preghiamo. Il sacrificio di lode che ti abbiamo offerto, Signore, in rendimento di grazie nella memoria di Sant'Ignazio, orienti la nostra vita alla lode perenne del tuo nome, per Cristo nostro Signore. E per l'intercessione allora di questo grande santo e con la presenza sempre del nostro Padre Leopoldo, senda la benedizione del Signore su di voi e sulle persone che soffrono, persone sole, e che veramente possono e possiamo sperimentare sempre questa presenza del Signore e benedirlo. Il Signore sia con voi e vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. O Maria Santissima. O Maria Santissima, dolce Madre di Gesù, stendi il tuo manto sopra la terra, rendi sicuro il cammino qua giù.
Produciamo da sempre i migliori articoli per i tuoi sogni. Il tupper è parte integrante del nostro letto. Ampia gamma confezionata con materiali di ogni caratteristica. Da Fedars col calore, il tessuto cambia colore. Materassi a molle o schiumati per uso privato, turistico o assistenziale, nelle versioni anallergiche, spoderabili, lavabili, anche su misura. Guanciali e biancheria, prodotta soprattutto con materiali senza impatto ambientale. Reti ortopediche e motorizzate, ampia scelta di poltrone relax, motorizzate, massaggianti, per la mobilità ed il comfort delle persone anziane. Produzioni per roulotte e camper. Possibilità di richiedere il sopralluogo di un nostro tecnico per consulenza e misure. Pagamenti rateali senza interessi, anche per persone anziane. Produzione e vendita diretta al pubblico a Legnaro. Gli angeli sono tornati su TV7 Triveneta e sono pronti a mettersi in azione. Charlie's Angels, The Original Series. Fermi, sparo! Eccezionale! 3 donne audaci e brillanti, mentre navigano in un mondo di pericolo, glamour e intrighi. Tu non mi conosci, ma io sì. Non so se riesco a fermarlo! Charlie's Angels, dove ogni avventura è avvolta nel mistero e nell'audacia. Non si muova. Mi dispiacerebbe piazzare un proiettile in quel bel corpo. Charlie's Angels, The Original Series. Tutti i giorni alle ore 8 su TV7 Triveneta, canale 19 del tuo telecomando.